Settimana Europea dello Sport 2022, iniziativa anche ad Agrigento. Mare Vivo scrive ai partiti chiedendo una politica integrata per il mare, vero protagonista dei cambiamenti climatici. Resto a Sud, dal 15 al 30 settembre, nuova finestra per chiedere il contributo della Regione sotto forma di credito d'imposta. Dal 18 al 22 settembre, 5 giorni in cui il biglietto costerà 3,50 euro, iniziativa lanciata dal Ministro della Cultura al Festival del Cinema di Venezia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della Settimana Europea dello Sport 2022. Ad Agrigento arriva Road Show, una festa di sport, divertimento, inclusione, cooperazione e socialità all'insegna dei corretti stili di vita. Arturo Cantella. Tappa agrigentina del Tour 2022 di Sport e Salute stamani in Piazza Stazione ad Agrigento, alla presenza del campione mondiale di salto con l'asta nel 2003 Giuseppe Gibilisco. La missione di Sport e Salute consiste nel diffondere i valori dello sport e dell'attività fisica per il benessere dei cittadini e nel valorizzare lo sport sul territorio, vicino alle persone e di fianco agli operatori di un settore economico così importante e così duramente colpito da questo periodo critico. Semplicemente, come ha detto lei, per promuovere lo sport, per far conoscere lo sport a chi lo sport appunto non lo conosce. Io faccio parte dei Legend, sono un ex atleta, saltavo con l'asta e la mia funzione in qualità di Legend appunto, che questo progetto voluto da Manuela Dicenda con l'approvazione di Sport e Salute del nostro presidente amministratore delegato Vito Cozzoli, è quello appunto che noi che lo sport lo abbiamo fatto e l'abbiamo portato in giro, abbiamo portato i colori della nostra nazione in giro per il mondo, farlo conoscere e far appassionare i ragazzi appunto dello sport. Come ha detto lei, lo sport è vita, lo sport è sano, è stile di vita e quindi noi abbiamo bisogno di cultura sportiva. Il nostro obiettivo e pensiero è appunto ai ragazzi farli avvicinare alle nostre discipline. Ecco, lei metterà a frutto la sua esperienza. Ricordiamo che lei fu un campione, se non ricordo male, di salto con l'asta, appunto. Sì, io racconto la mia esperienza, cerco di dare qualche consiglio, ma soprattutto cerco di far avvicinare quanto più possibile, far appassionare. Io la cosa che specifico sempre è che fare sport non significa diventare campioni olimpici, significa semplicemente diventare campioni della vita, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, quelle che poi noi facciamo nostre in una società civile che purtroppo, e sottolineo purtroppo, a volte non lo è. Quindi lo sport educa. È chiaro che chi ha grande talento, a chi Madre Natura ha dato un grande talento, lo sport lo farà ad altissimo livello, ma a chi non l'ha dato, è chiaro che ognuno di noi ha dei talenti nella vita che non per forza devono essere di natura sportiva, ma lo sport ti aiuta ad arrivare nella vita e a lasciare la tua impronta. Ecco, oggi ad Agrigento un tour che continuerà anche in altre zone della Sicilia. Sì, continuerà in altre zone della Sicilia e soprattutto in altre zone d'Italia. Noi giriamo tutta l'Italia per appunto fare questa promozione. Con l'avvento di Sport e Salute diciamo che si sta andando verso una cultura sportiva che negli anni noi non abbiamo mai avuto. Ecco, da questi ragazzi si possono trarre futuri campioni, futuri atleti? È chiaro che chi lo sport non l'ha mai provato non sapremo mai se può essere un papabile campione o meno. La nostra funzione è anche questa, quella di far provare e magari scoprire qualche talento. Ecco, qual è lo stato di salute della nostra atletica, del nostro sport in generale? Mi riferisco agli sport olimpionici, non insomma il calcio, agli altri sport. Sì, della nostra atletica direi molto buono, nel senso che il nostro precedente presidente, il professor Giomi, ha fatto 8 anni di gestione federale di investimento. L'attuale presidente lo sta portando avanti e devo dire che i risultati insomma danno ragione al lavoro fatto in questi 8 anni e in quello che sta portando avanti il presidente. Io direi voglio dare da 1 a 10 un 8 più al movimento sportivo italiano, perché si è risvegliato e in tutte le discipline, guarda il nuoto, guarda la scherma, guarda l'atletica, guarda il basket, l'Ital volley, insomma
dove c'è Italia, insomma, ci sono numeri importanti, quindi siamo rappresentativi in tutto il mondo e diamo filo da torcere alle altre nazioni. Siamo molto contenti di essere oggi qui ad Agrigento, il tour proseguirà in altre piazze italiane, già questo sabato saremo a Cosenza per proseguire questa attività. La città ha risposto molto bene, in generale la Sicilia, perché anche nella tappa di Catania di qualche giorno fa abbiamo avuto una grandissima partecipazione sia da parte di ragazzi, associazioni sportive, ma anche di tante persone adulte che si sono approcciate a tentare attività sportive. Il tour sta dando i suoi risultati e l'obiettivo per noi è quello di essere di supporto alle associazioni sportive e agli organismi sportivi per promuovere l'attività sportiva di base e l'assunzione di corretti stili di vita. Ecco, il CONI si occupa dell'attività olimpica, voi vi occupate invece della promozione. Sì, si svolgono tutta una serie di progetti e progettualità per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva di base e l'assunzione di corretti stili di vita, quindi tutto quello che è l'approccio allo sport e l'approccio allo star bene, allo stile di vita corretto. Ecco, voi promuovete lo sport solitamente tutto l'anno, cosa ne pensate di questa iniziativa oggi qui nella nostra piazza d'Agrigento? È un'iniziativa ottima perché incentiva lo sport per i più piccoli e noi in ossequio a 2 carte che abbiamo del Panathlon International, che la prima è la carta dei diritti del ragazzo a fare sport, quindi il ragazzo ha diritto di fare sport senza in ogni caso diventare campione, che lo possa diventare o meno, e poi in ossequio anche un'altra carta che è quella, la carta dei doveri dei genitori a fare sport in maniera semplice, in maniera salutare ai propri ragazzi. Quindi in questo contesto noi ci troviamo benissimo. Ancora un episodio di violenza nel quartiere balneare di Agrigento. San Leone, un ragazzino di 15 anni, è stato vittima di un tentativo di scippo da parte di 2 persone a bordo di uno scooter che hanno provato a rubargli la pochette mentre stava camminando. Il giovane è stato strattonato con una violenza tale da riportare una brutta frattura scomposta al dito. Il fatto è avvenuto sul lungomare Falcone e Borsellino. 2 malviventi, forse capendo di averla fatta grossa, hanno lanciato per terra l'accessorio e si sono dati alla fuga. Immediati soccorsi al quindicenne, che è stato prima trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e dopo aver accertato la brutta frattura è stato portato all'ospedale civico di Palermo per un delicato intervento chirurgico. Operazione Esperia, la caccia al superlatitante Matteo Messina Denaro svela una rete di insospettabili imprenditori trapanesi alla corte dei boss. Vediamo. C'è il boss amico di Matteo Messina Denaro che riprende, per così dire, a mafiare. C'è anche una famiglia mafiosa, quella di Marsala, che dopo anni di silenzio si riorganizza ed è sintuta dalle parti di Campobello. Ci sono le vecchie estorsioni, ma anche gli affari con le aste giudiziarie. Ci sono vecchi nomi, ma anche diverse new entry. Il tutto fa snodo alla lunga caccia a Matteo Messina Denaro e restituisce questo e altri elementi che descrivono perfettamente gli ultimi anni di Cosa Nostra. Tra Marsala e il Belice, l'operazione antimafia Esperia disegna un quadro raccapricciante. Le accuse riguardano, oltre all'associazione di tipo mafioso, anche reati di estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Si tratta ancora una volta di un'indagine che nasce dagli sforzi investigativi diretti alla cattura del superlatitante. Al centro delle indagini un uomo d'onore di Campobello di Mazara. Si tratta di Francesco Luppino, che recentemente scarcerato ha già acquisito centralità per la provincia, allargando la sua influenza a Mazara e Marsala grazie alla sua vicinanza a Matteo. Così ha designato il reggente della decina di Petrosino, riorganizzato la famiglia mafiosa di Mazara dopo l'organizzazione anno zero e gestito la successione al vertice di Cosa Nostra marsalese. Matteo Messina Denaro è vivo e vegeto, è una delle intercettazioni shock contenute nell'ordinanza della maxi operazione antimafia Esperia e in più in un'altra conversazione intercettata tra Pace e Gaiazzo.
Si auspica l'intervento proprio di Usiccu per stabilire gli equilibri dentro Cosa Nostra Mazarese. Ci sono anche i fratelli Raia tra gli arrestati. Si tratta di Antonino Raia del 62 e di Francesco Raia del 67, figli del boss Gaspare Raia. L'accusa per i due, volti noti alle cronache sulla criminalità organizzata cittadina, è quella di aver cercato di riorganizzare la famiglia mafiosa a Marsala, impartendo direttive e tenendo incontri e riunioni, pur sempre tenendosi in contatto con le famiglie delle altre città. Per Francesco Raia c'è anche l'accusa di estorsione, titolari del bar Fiocco di Marsala, costretti con minaccia e violenza questi a non sostituire le slot machine di proprietà di Salvatore Giorgi. Altra estorsione poi, con violenza e minaccia, ha costretto due coniugi a corrispondere una somma di denaro pari ad almeno 90.000 euro per il trasferimento di un immobile. Addirittura il marito è stato ferito con un'arma da taglio dallo stesso Francesco Raia. 30.000 euro invece la somma che ha dovuto versare un altro uomo. Ma gli indagati facevano anche in modo che gli immobili finiti all'asta venissero aggiudicati da persone a loro vicine, evitando così la concorrenza. In cambio avrebbero avuto interessi diretti nelle attività che sostituivano quelle fallite, oppure più semplicemente soldi. Erano direttamente fratelli Raia di Marsala a garantire che per determinati affari non si presentasse nessuno alle aste. Per citarne una, Antonino Raia insieme a Francesco Pulizzi ha partecipato alla turbativa di un'asta relativa alla procedura fallimentare del Tribunale di Marsala avente ad oggetto l'immobile di proprietà della Comai SRL. Raia e Pulizzi avevano così garantito ai signori Anna Maria Sciarrino e Niccolò Marino, a riportare nomi sono i colleghi di TP24, che l'asta sarebbe stata allora giudicata, estromettendo altri potenziali partecipanti, previa corresponsione però di una somma di denaro pari ad almeno 10.000 euro, destinata fra l'altro ad associati di Cosa Nostra e detenuti. Un'operazione, come più volte detto, nella quale vengono coinvolti molti volti noti della criminalità marsalese e belicina, oltre a Francesco Luppino e ai fratelli Raia, c'è ad esempio Vincenzo Spezia, condannato di recente per abusi sessuali su minori. C'è poi Carmelo Salerno, coinvolto nell'operazione antimafia denominata Scrigno. Torna a far parlare di sé anche Francesco Pulizzi, fondatore dell'agenzia immobiliare Laguna Blu. C'è anche Girolamo Licausi, detto Mimmo, classe 67, imprenditore, patron della Marsal Botti, una delle più note realtà marsalesi. Anche un candidato con il Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Marsala e tra le persone arrestate si tratta di Stefano Putaggio. Ai domiciliari è stato candidato alle elezioni del 2020 con il movimento, non riuscendo però ad approdare a Sala delle Lapidi. Reagiscono ad un controllo dei carabinieri giunti in seguito ad una segnalazione per disordini all'interno dell'appartamento e si scagliano contro di loro prendendoli a bastonate. È successo a Palma di Montechiaro, dove militari della locale stazione hanno arrestato marito e moglie Francesco Geraci e Mariella Mazza in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e per aver omesso di fornire le generalità. L'uomo è peraltro una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Si tratta di uno degli autori, insieme a Domenico 40, dello sfregio con vernice rossa alla Scala dei Turchi avvenuto lo scorso gennaio. Per questo motivo il questore di Agrigento aveva disposto nei suoi confronti l'avviso orale con divieto di recarsi a Realmonte per i prossimi 3 anni. 2 carabinieri colpiti con un bastone sono rimasti feriti e per loro è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata con una prognosi per fortuna di pochi giorni. L'arresto dei 2 coniugi, difesi dall'avvocato Santa Lucia, è stato convalutato questa mattina dal giudice Agata Genna, che ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 volte a settimana. Il processo per direttissima è stato fissato il prossimo 5 ottobre. Mare Vivo scrive ai partiti chiedendo una politica integrata per il mare, il vero protagonista dei cambiamenti climatici. Arturo Cantella. Mare Vivo, associazione ambientalista, scrive ai partiti chiedendo una politica integrata per il mare, il vero protagonista dei cambiamenti climatici. E quando scrive in una nota stampa:
Rosalba Giugni, nella qualità di presidente dell'associazione ambientalista Mare a Vivo, affermando come il mare gioca un ruolo da protagonista nei cambiamenti climatici ed è sotto attacco dovunque. In Italia abbiamo 8.000 chilometri di coste, 32 aree marine protette e un quinto del Mediterraneo ricade sotto la nostra giurisdizione. Eppure oggi non esiste una vera cabina di regia che raggruppi le istanze dalla pesca al trasporto, dalla protezione alla fruizione e che regoli i temi legati al mare. La salute del mare è il primo strumento di difesa per affrontare la grave emergenza climatica che stiamo vivendo, continua il presidente di Mare Vivo Rosalba Giugni. Negli ultimi 50 anni il mare ha assorbito oltre il 90% del calore causato dai gas serra dovuti all'attività antropica, aiutando così il processo di raffreddamento del pianeta. Eppure è il grande assente nei programmi politici. Inoltre, dalla chiusura nel 1993 del Ministero della Marina Mercantile con la sua consulta, le istanze legate al mare sono state divise in 10 ministeri diversi ed è mancata una vera e propria politica integrata per l'ecosistema marino. Per questo Mare Vivo ha scritto ai partiti e ai candidati alle prossime elezioni politiche chiedendo di attuare una politica integrata per trovare le giuste soluzioni che sappiano coniugare economia e ecologia del mare, inserendo iniziative concrete nel nuovo programma legislativo e di governo, prendendo posizioni precise in linea con gli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Organizzazione Nazionale delle Nazioni Unite. L'associazione ambientalista è impegnata da quasi 40 anni nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, richiede la costituzione di una vera e propria cabina di regia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che abbia un potere reale di intervento sulle politiche connesse con il mare, come già succede in Francia con il Segretariato del Mare. La protezione della natura è decisiva se si considera che i sistemi marino, terrestre e atmosferico garantiscono e sorreggono la vita. In questo momento il cambiamento climatico deve rappresentare la priorità di qualsiasi legislatura, perché il nostro futuro dipende dalla salute del mare e la salute del mare dipende da noi. Questo quanto afferma a conclusione del comunicato stampa la presidente di Mare Vivo Rosalba Giugni. Scuole in Sicilia il 21% abbandona le superiori, l'analisi di Save the Children. Vediamo. La campanella per la ripresa dell'anno scolastico in Sicilia non suona solo per studentesse e studenti chiamati al ritorno in classe, ma riserva il suo tono più acuto e allarmante agli adulti e alla politica per le debolezze di un sistema scolastico che di fronte alle enormi sfide della crisi in atto non è in condizioni adeguate per contribuire efficacemente ad invertire il ciclo negativo di povertà materiale ed educativa. Lo dice Save the Children. L'impoverimento materiale di bambini, bambine e adolescenti in crescita, nonostante gli sforzi compensativi attuati per proteggere categorie e famiglie più esposte, non è che la cornice di un quadro ancora più preoccupante, se possibile, per il loro futuro. L'impoverimento educativo sconta ancora gli effetti di Covid e DAD, soprattutto tra i minori, già in svantaggio socio-economico. Il 9,7% degli studenti con un diploma superiore nel 2022 si trova in condizioni di dispersione implicita, cioè senza le competenze minime necessarie secondo gli standard invalsi per entrare nel mondo del lavoro o dell'università, mentre il 12,7% dei minori non arriva neanche al diploma delle superiori perché abbandona precocemente gli studi, e in Sicilia si raggiunge la percentuale negativa del 21,2%. Queste sono alcune delle evidenze emerse nel nuovo rapporto alla ricerca del tempo perduto, un'analisi delle diseguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana lanciato da Save the Children. Se guardiamo alle competenze nelle singole materie, in Sicilia più del 60% degli studenti non raggiungono il livello base delle competenze in italiano, mentre quelle in matematica sono disattese dal 70% degli studenti. Anche prendendo in esame la percentuale dei NEET, in Sicilia ci sono 3 giovani NEET ogni 2 giovani occupati. Resto al sud, dal 15 al 30 settembre, nuova finestra per chiedere il contributo della regione siciliana sotto forma di credito d'imposta per le start-up. Arturo Cantella. Resto al sud, prorogata dal 15 al 30 settembre la nuova richiesta per richiedere le agevolazioni regionali. Una seconda finestra è stata aperta dalla regione per richiedere il contributo
sotto forma di credito d'imposta per i beneficiari della misura Resto al Sud. Dal 15 settembre sino alle ore 12 del 30 settembre sarà possibile presentare istanza direttamente sulla piattaforma online, a cui si accede anche tramite SPID, Resto al Sud, regione.sicilia.it. La documentazione generata dovrà essere poi inviata via PEC al Dipartimento Finanza e Credito dell'Assessorato regionale all'economia. E quando dispone il decreto assessoriale 41 del 10 agosto, i fondi disponibili, che sono residui per il 2022, ammontano a circa 2 milioni di euro. Si tratta della misura prevista dall'articolo 17 della legge di stabilità 2020-2022, con cui la Regione ha potenziato la misura statale di Resto al Sud, che ha come obiettivo di incentivare le nuove aziende cosiddette start-up e l'insediamento con le finalità di contrastare l'emigrazione dei giovani professionalità. La norma regionale offre a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia un'ulteriore agevolazione a sostegno dello sviluppo della nuova impresa. I soggetti beneficiari degli incentivi di Io Resto al Sud. La misura regionale prevede infatti la concessione di un credito d'imposta e la legge 91/2017 cosiddetto de minimis, parametrato alle seguenti voci di spettanza della regione siciliana, versate per ciascuno dei primi 3 periodi d'imposta decorrenti da quello della presentazione dell'istanza. Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia, necessario ovviamente al ciclo di produzione dell'attività produttiva, o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, imposta di registro ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale, connessi ovviamente allo svolgimento dell'attività. Per eventuali informazioni sarà disponibile il Dipartimento regionale Finanza e Credito, realizzato una pagina web dedicata proprio nel sito della Regione. Emergenza bollette, in ginocchio anche gli enti locali. L'intervista al sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso. Vediamo. È una situazione che crea molta preoccupazione e non è solo una preoccupazione legata agli imprenditori, è una preoccupazione alle famiglie, agli enti locali, desta molta preoccupazione. Un problema non indifferente dove lo Stato, il governo italiano, deve assolutamente intervenire. Saranno mesi invernali a prendere delle scelte magari impopolari nell'abbattere quanto più possibile la bolletta energetica. I mass media trasmettono queste notizie, però fino a quando non si ci va a sbattere la testa forse non siamo perfettamente consci sia a livello di ente pubblico che poi anche a livello familiare. La guerra ha comportato dei problemi che forse qualcuno inizialmente non ha tenuto in considerazione, ma la guerra ancora continua, sembra lontanissima da noi ma invece è vicina. Come ente locale fra l'altro ci siamo attivati per poter essere partecipi alla comunità energetica. Speriamo quindi di poter arrivare a offrire ai vari cittadini quindi questa possibilità di ulteriore riduzione del consumo energetico attraverso la comunità energetica, quindi sia da parte pubblica che da parte del singolo cittadino. Tanti comuni dell'isola senza sportelli bancari, perso in 10 anni 1/3 delle filiali. Questo l'allarme lanciato dalla Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, attraverso il coordinatore regionale Carmelo Raffa. Vediamo. Nei giorni scorsi il nostro segretario generale, Lanno Maria Sileoni, ha lanciato un allarme sportelli a livello nazionale. Ci sono 4 milioni di persone che nel proprio comune non hanno uno sportello bancario e quindi sono soggetti a spostarsi o a utilizzare mezzi digitali. In Sicilia ci sono 132.000 cittadini privi di sportello bancario ci sono 132 comuni in cui non c'è nessuna banca. A questo punto praticamente la Fabi Sicilia, che
sta facendo una battaglia da anni sull'argomento, perché a poco stanno togliendo gli sportelli prima nei comuni maggiori, poi nei comuni piccoli e tutto il resto. Non si può tollerare che un servizio sociale, qual è la banca, non è fruibile dal cittadino. I politici non debbono fare soltanto campagna elettorale per avere i voti, ma debbono assumere degli impegni. In questo momento ci sono le elezioni regionali. Noi abbiamo chiesto a tutti i candidati alla presidenza della regione di pronunziarsi su che cosa vogliono fare per dare un contributo al superamento del problema. Cioè a dire, questi signori devono assumere un impegno di confrontarsi con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, affinché intervenga sugli istituti di credito per ripristinare alcuni sportelli e non chiuderne altri. E questo è il concetto. Questa questione è stata sposata in questo momento soltanto da un candidato che ringraziamo, è un candidato preparato sull'argomento perché è l'attuale assessore all'economia e vicepresidente della regione, che è Gaetano Almao, che si è impegnato, nel caso venisse eletto, di intervenire presso l'Associazione Banche Italiane. E gli altri che cosa fanno? Fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, quindi richiediamo a tutti i candidati alla presidenza della regione di assumere un impegno non nei favori dei bancari, ma nei favori della popolazione, perché c'è una popolazione abbandonata a se stessa e deve essere aiutata. Senza medico di base e pediatra, la protesta di Cesarò e San Teodoro. I dettagli nel servizio. I medici, qua ci sono gli ospedali, ci sono più guardie mediche, c'è il 118 e comunque è più coperto. Cittadini di Cesarò e San Teodoro hanno manifestato sotto la sede dell'ASP di Messina per chiedere risposte alle loro istanze. Da tempo sono senza medico di base e pediatra. Per oltre 2 anni, evidenziano, abbiamo mandato lettere per evidenziare un sistema sanitario al collasso in un paese lontano dai centri, che sono coperti da ospedali. Non sono più disposti ad accettare questo stato di cose e chiedono alla politica di invertire il sistema. Diversi cittadini hanno raggiunto il capoluogo di provincia per manifestare davanti alla sede dell'ASP. Presente anche il sindaco di Cesarò, Katia Ceraldi. Spingerò i miei cittadini a non andare a votare. È indignante aver sentito a Troina l'assessore Razza dire non possiamo farci nulla, non abbiamo medici, li cerchino, invertano la politica. Liberalizzano l'università, gli accessi e abbiamo i medici. È indignante sentirsi dire a Cesarò non ci vuole venire nessuno. Brava! I cittadini di Cesarò hanno gli stessi diritti dei cittadini messinesi. Al che io ho detto, date a noi i medici, qua ci sono gli ospedali, ci sono più guardie mediche, c'è il 118 e comunque è più coperto. Per un cesarese significa decretarne la morte. E questo io sulla coscienza non me lo porto, io poso la fascia, la depongo. Bravo! Siamo veramente allo stremo. Sono circa 2 anni che non abbiamo assistenza medica. Medico di base uno solo e quando c'è perché l'altro è andato in pensione. Il pediatra a Cesarò e San Teodoro su 2 comunità più di 2 anni. Il pediatra, i nostri figli, i nostri bambini. Perché non ci sono i numeri. E adesso non ci danno udienza, non ci ricevono perché stiamo cercando i nostri diritti. Il 25 settembre si avvicina. Da 2 anni manca il pediatra nei nostri 2 paesini. I nostri bambini non sono invisibili, respirano come tutti gli altri e hanno bisogno della loro assistenza, perché tutto quello che stanno facendo non solo è incostituzionale, ma è proprio un illecito grave, perché i nostri bambini hanno diritto alle cure. Da 2 anni non hanno un pediatra. E aspettiamo solamente promesse da chiunque, ma è da 2 anni che non si vede nessuno. Adesso siamo stanchi e siamo qui per dire basta. Non ci prende più in giro nessuno. Basta.
Ricerca sull'atrofia muscolare ed in particolare su una variante rara che è diffusa nel trapanese. Silvia Grimaldi, neurologa, alla ricerca di una cura. Vediamo. Il CSR-AIAS ha continuato a sostenere la ricerca sull'atrofia dentato-rubro-pallido-lusiana, DRPLA è l'acronimo, in collaborazione con l'Istituto di ricerca Gemelli Giglio di Cefalù. Lo studio si propone di identificare i biomarcatori nel sangue dei pazienti affetti. I biomarcatori sono delle sostanze i cui valori variano nel tempo rispecchiando l'andamento della malattia e, cosa importantissima, servono per stabilire l'efficacia delle eventuali cure. La DRPLA infatti in atto non ha una terapia farmacologica risolutiva, ma una terapia sintomatica, cioè che riesce a tenere sotto controllo i disturbi dati dalla patologia stessa. Con questo studio noi ci auguriamo di giungere alla identificazione di biomarcatori della DRPLA e in tal modo passare alla fase successiva di valutazione delle eventuali cure. Ringrazio tutti coloro che stanno sostenendo questa ricerca e le famiglie dei pazienti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Le sale cinematografiche sono presidi culturali e la visione collettiva di un film è un'esperienza unica che arricchisce, lo ha detto il ministro della cultura Dario Franceschini a proposito del lancio di Cinema in Festa, una nuova iniziativa promozionale che permetterà al pubblico di accedere in sala dal 18 al 22 settembre a soli 3,50 €. Il progetto abbraccia 5 anni a partire dal 2022 fino al 2026 e la prima edizione si terrà dal 18 al 22 settembre 2022. Il format prevede una festa di 5 giorni in cui il biglietto costerà solamente 3,50 € dalla domenica al giovedì, ovvero il giorno preferito dalle famiglie, fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali. Ogni anno ci saranno 2 appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno. Il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime. Ad Agrigento aderiscono il Cinema Multisala Ciak e il Cinema Concordia. Oggi il ritorno del derby di Coppa Italia Pro Favara Akragas. Vediamo. Mister, non c'è un attimo di pausa in questo inizio di stagione, dopo la vittoria in campionato contro la Leonfortese, adesso il secondo match di Coppa Italia in trasferta contro la Pro Favara. Si riparte dal 3-0 del match di andata. Che risultato è per l'Akragas? Che vantaggio è? Altra gara difficile, il risultato che può ingannare. Ho detto alla squadra di non pensare proprio alla partita di andata, perché il calcio a volte ti fa brutti scherzi, quindi affrontiamo un avversario difficile, un derby, un avversario ferito, un avversario che vuole rifarsi dalle 2 sconfitte consecutive, quindi sappiamo bene che la gara di domani sarà una gara difficile, cattiva sotto il punto di vista calcistico. Dobbiamo essere pronti per evitare qualsiasi tipo di problemi. Cosa rappresenta per voi la Coppa Italia? Ho detto che è una competizione importante come lo è il campionato. L'Akragas si deve giocare sempre per risultare per portare l'intero risultato a casa. Sappiamo benissimo, ti ripeto, che poi c'è l'avversario, la squadra ha lavorato bene, la squadra è in fiducia, è chiaro che le vittorie e le prestazioni ti aiutano nel percorso di crescita. Abbiamo affrontato già avversari difficili e questo di domani per noi sarà un impegno probante. Ti aspetti un Favara arrabbiato dopo gli ultimi risultati negativi? Sì, mi aspetto un Favara aggressivo, un Favara arrabbiato, ferito. Ho visto la partita, ho visto le immagini, probabilmente non meritava nemmeno una sconfitta, quindi è un avversario da tenere sotto controllo. È chiaro che l'approccio sarà fondamentale, dobbiamo essere bravi ad approcciare bene la gara per poi portarla fino alla fine. Alfonso Cipolla, capitano dell'Akragas, domani è Coppa Italia per i biancoazzurri, trasferta a Favara, match di ritorno del primo turno di Coppa Italia, si riparte dal 3-0 del match di andata in favore dell'Akragas, un vantaggio importante ma non bisogna assolutamente sottovalutare l'avversario. Sì,
Sì, esatto, come hai detto tu, per noi domani si parte dallo 0-0, non c'è nessun vantaggio, tra l'altro troveremo sicuramente un avversario molto arrabbiato, che domenica hanno perso in casa, quindi vengono da 2 sconfitte e noi dovremo fare la partita perfetta per passare il turno, perché ci teniamo tanto. Torni in campo dopo la pausa forzata di domenica scorsa, eri squalificato, eri in tribuna. Che aggregas hai visto contro la Leonfortese? Ma guarda, domenica, secondo il mio punto di vista, giocare alle 3:30 dalle nostre parti è ancora una follia, perché il caldo era pazzesco, però comunque sia ho visto una bella aggregas, non ha rischiato niente, non ricordo nessuna azione pericolosa degli avversari. Abbiamo fatto delle buone trame di gioco, siamo sulla strada giusta. Penso che ci siano margini di miglioramento esponenziali. È ancora presto per dirlo, ma dove vuole e dove può arrivare quest'Aggregas? No, ma guarda, gli obiettivi super giù si sanno, però noi come squadra ci poniamo l'obiettivo che è la prossima partita. Ogni partita che affrontiamo per noi è quella più importante. Si è alzato ufficialmente il sipario sul campionato del mondo di tiro a volo specialità eliche in programma al TAV Castanea di Messina sabato prossimo 10 settembre e domenica 11. Vediamo. Un evento che non c'è mai stato nel centro-sud in Sicilia, un mondiale per la prima volta. E come ci si appassiona? La maggior parte delle volte è una passione che viene tramandata dai padri, diciamo una passione familiare, ma ci si appassiona come tutti gli altri sport quando lo vedi in televisione, no? Alle Olimpiadi o comunque venendo semplicemente a provare o a guardare. Quali sono i numeri di questo evento? Ha detto il primo nel centro-sud, che tipo di partecipazione vi aspettate? Noi ci aspettiamo circa 300 atleti. Chiaramente sono di più le persone che porteremo, che questo mondiale porterà a Messina, circa 600-700, perché ci sono tanti accompagnatori che visiteranno tutto il nostro territorio e quindi i numeri sono importanti. È la dimostrazione che a Messina si può fare sport anche secondo un certo livello. Sì, è una grandissima dimostrazione e soddisfazione nostra, soprattutto per essere riusciti a portare questo mondiale. Speriamo ce ne siano altri, perché Messina e il nostro territorio merita questi eventi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.